Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti a casa mia. Anche oggi siamo nella mia fattoria a Palazzo La Creide, c'è una bellissima giornata. Oggi è l'ultima puntata di ottobre e quindi sarà una puntata dedicata al weekend festivo che è alle porte. Proprio per questo voi sapete che io ho un'attenzione particolare per i più piccoli, per i miei piccoli fan che mi seguono e spesso mi incontrano per strada e mi ringraziano per averli salutati, quindi un bacione a tutti i bimbi e alle bimbe che ci seguono. E vi volevo dire una cosa: sappiate che questo weekend di tutti i santi e delle festività dei morti, quando io ero piccola era molto importante. Oggi magari un po' si è persa questa tradizione perché abbiamo la globalizzazione delle nostre usanze, però tradizionalmente questa festa dei morti era molto sentita in casa e soprattutto dai più piccoli. Per trovare le parole, per spiegare cosa intendo dire in questo momento, ho chiesto aiuto a lui, ad Andrea Camilleri, che con un suo racconto bellissimo ha descritto la festività dei morti in modo semplice che tutti possono capire. E ho chiesto al mio lettore preferito, alla mia voce di casa, di leggerlo per voi. Vi presento Damiano, mio marito, che di solito sta al di là della telecamera e vi dirà cosa rappresentano le festività dei morti per noi. Buongiorno, la festa dei morti in Sicilia per Andrea Camilleri, questo è un suo scritto. Fino al 1943, nella nottata che passava tra il 1° e il 2 di novembre, ogni casa siciliana dove c'era un picciriddo si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi con l'insolo bianco, con lo scruscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso d'occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d'arte, non facevano nessuna differenza quei vivi. Noi Nicareddi, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini, la grandezza variava a seconda dei soldi che c'erano in famiglia. Che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina al risveglio. Eccitati, sudatizi, faticavamo a pigliare sonno. Volevamo vederli i nostri morti, mentre con passo leggero venivano a letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il cesto. Dopo un sonno agitato ci svegliavamo all'alba per andare alla cerca, perché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo rimettevano dove l'avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente. Bisognava cercarlo a casa per casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura quando sopra un armadio o da re a una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. I dolci erano quelli rituali, detti dei morti, marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, rame di meli fatti di farina e miele, mustazzola di vino cotto e altre delizie come biscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il pupo di zucchero, che in genere raffigurava un bersagliere e con la tromba in bocca una coloratissima ballerina in un passo di danza. A un certo momento della mattinata, pettinati col vestito in ordine, andavamo con la famiglia al Camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picciriddi era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i compagni di scuola. Che ti portarono quest'anno i morti? Domanda che non facemmo a Tatuzzo Prestia, che aveva la nostra età precisa, quel 2 novembre, quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre scomparso l'anno prima mentre reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo. Poi, nel 1943, con i soldati americani arrivò Macari l'albero di Natale e lentamente, anno presso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano felici e svegli fino allo spasimo, i figli o i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con mano, materialmente, quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e stampato, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati. Mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. E così diventiamo più poveri. Montaigne
Ha scritto che la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire. Grazie Damiano. Grazie a te, ciao. E un Io saluto a Pippo Sicilia. un saluto a Pippo Sicilia che sta per aiutarmi in questa puntata speciale dedicata all'autunno, all'alimentazione che possiamo avere durante questo periodo, soprattutto in preparazione delle festività natalizie. Io oggi l'ho appunto invitato perché da nutrizionista mi può aiutare e coadiuvare nella puntata di oggi. Intanto ringrazio Damiano per avermi aiutata nella lettura di questo testo di Camilleri, e spero che tutti i bambini all'ascolto hanno capito l'importanza delle festività dei morti. Io l'ultimo regalo che ho ricevuto dai nonni è stata una bellissima bicicletta, e quindi ancora ricordo con tanta gioia quel weekend. E se il mio regista Paolo Gatto è pronto, per favore fai entrare in trasmissione anche Pippo Sicilia. Grazie, buongiorno Alessia. Ciao Pippo, benvenuto, come stai? Bene, tutto ok, grazie a Dio. Un saluto carissimo anche a Damiano che mi ha fatto emozionare perché È vero, anche a me. Infatti all'inizio ho avuto qualche problema a riprendermi, ma ce l'ho fatta. Purtroppo non è sempre semplice andare in diretta, perché a volte appunto delle cose ti emozionano e ti commuovono. Pippo, io ti ringrazio per aver accettato ancora una volta il mio invito, e oggi sono felicissima di averti, anche perché stiamo andando incontro ad un periodo molto importante, quello che diciamo ci porta al Natale, perché il weekend dei morti di solito è il preludio alle feste natalizie, e quindi dobbiamo prepararci con una buona alimentazione. Come vedi, io sono in campagna nella mia fattoria, e quindi anche oggi proporrò una ricetta semplice con prodotti veramente poveri, e quindi ti chiedo di aiutarmi a descrivere i valori nutrizionali di ciò che stiamo proponendo. Quando io ti ho chiamato chiedendoti una ricetta da suggerirmi, tu cosa mi hai suggerito? Ceci, una bella Ceci. zuppa di ceci, perché il cecio è un legume straordinario, in quanto è tra i legumi quello più coltivato al mondo, è più antico, pensa 8.000 anni fa, già veniva distribuito proprio nei periodi dei morti ai poveri, proprio perché insieme ad altri legumi rappresentavano un po' il benessere a quell'epoca. E i legumi sono straordinari perché, e i ceci in particolare. Perché i ceci in particolare? Se vuoi ti dico un po' alcuni elementi importanti, partendo dall'assunto che tu hai ben sottolineato oggi come sottotitolo mangiare la metà, camminare il doppio e amare a dismisura. L'ho copiato dal Guarda, tuo diario. lo so, infatti io sono d'accordissimo, l'ho pubblicata questa cosa perché in realtà anche i LARN, che sono i livelli di assunzione di nutrienti raccomandati dalla comunità scientifica italiana, ultimamente hanno proprio nei confronti dei ceci abbattuto del 50%, dunque mangiare metà dose dei ceci. Prima si mangiavano 100 grammi di ceci a persona, adesso solo 50, perché sono 300 kcal circa ogni 100 grammi. Per cui se a queste calorie dei ceci aggiungiamo quelle dell'olio d'oliva, quelli del pane o della pasta eventualmente, diventa un problema, perché come diceva il buon Totò è la somma che fa il totale. Allora dobbiamo mangiare di meno, nel senso meno calorico, anche se le calorie, in questo caso le energie prodotte dai ceci e dai contorni, in questo caso pane o verdure e olio d'oliva, diventa un piatto eccellente.
E a proposito di verdure, di olio di oliva, io ti interrompo un attimo perché chiedo a Manfredi, che oggi si trova al di là del mio telefonino. Io ho appena raccolto nel mio orto questa magnifica borragine che sta proprio prendendo vita adesso in questo periodo. È una verdura magari poco conosciuta perché non si trova nei mercati, ma ho anche delle bietole selvatiche. Quando io ti ho chiamato per invitarti alla trasmissione di oggi, tu mi avevi suggerito di preparare i ceci con i finocchietti, però come tu ben sai, soprattutto io so in questo periodo, la settimana scorsa ho utilizzato i semini di finocchio per la preparazione delle olive in salamoia, però ancora proprio la pianta del finocchietto selvatico è molto piccola e sta nascendo proprio adesso, quindi ancora ci sono proprio pochissimi germogli. Quindi ho preparato la ricetta di oggi in modo molto semplice. Ho messo i ceci a mollo ieri sera perché voi sapete che i ceci secchi non possono essere cucinati subito al momento, altrimenti non cucineranno mai, e quindi adesso ve li ho mostrati qui ancora in ammollo. Questi sono crudi, ma si sono proprio raddoppiati di proporzione. Io ho usato dei ceci siciliani perché ancora per fortuna in Sicilia si producono dei ceci, e poi li ho messi in pentola a cucinare. Questa già è la minestra pronta, e come ti dicevo ci ho aggiunto del cipollotto che ho nell'orto e delle foglie di borragine. Avevo anche un pezzo di zucca che ho aperto la settimana scorsa e l'ho messa perché a volte la zucca addolcisce. Però ecco, io volevo sapere da te se ho fatto bene a miscelare questi ingredienti insieme proprio dal punto di vista nutrizionale. Assolutamente sì, hai fatto benissimo, perché la borragine da un lato è una verdura spontanea eccezionale perché ha un valore nutraceutico molto importante, soprattutto per voi donne, perché allevia molto i dolori, per esempio, legati al ciclo, e poi soprattutto un diuretico naturale, un antiossidante. Pensa che con l'olio di boragine è come se fosse un farmaco ben somministrato, è in grado di alleviare tutta una serie di problematiche. Hai Addirittura. fatto, sì, sì, hai fatto benissimo, perché sia i ceci che la borragine assieme, avendo un buon contenuto di fibre, sia fibre che vengono assimilate che non, praticamente le fibre solubili e insolubili, in pratica assimilate nel senso che vengono irrorati d'acqua e dunque tolgono l'appetito, nel senso che diventano sazianti, e nello stesso tempo diventano importanti perché alcune fibre, appunto insolubili, non essendo digerite, passano nell'intestino grasso e proliferano in modo virtuoso nei confronti dell'intestino. Per cui quando pensiamo agli alimenti dell'autunno, pensiamo alle carote, pensiamo alla cipolla, pensiamo alla zucca, pensiamo alle verdure, quale potrebbe essere appunto la borragine o il finocchietto selvatico, abbiamo la natura che ci regala come qualcosa per prepararci eventualmente alle insidie ipercaloriche che ci stiamo preparando nella società moderna, appunto il Natale. Guarda, io Che a noi, proposito appunto dei prodotti autunnali, io amo l'autunno, forse anche perché ci sono nata, quindi amo tutti i prodotti autunnali, amo il clima autunnale perché c'è il sole, ma non c'è il caldo estivo, e appunto si sta benissimo. Ma quello che più mi piace dell'autunno è appunto l'avere queste erbe spontanee che si trovano dovunque da noi in Sicilia.
Sicilia, ma poi abbiamo anche la possibilità di mangiare proprio i frutti autunnali come le noci, le castagne dell'Etna, i melograni, i lodi, le arance. Finalmente cominciano le arance novelline, che in questo momento hanno un gusto aspro, dolce, sono così buone che io non smetterei mai di mangiarle. Quindi secondo me proprio l'autunno è il periodo meraviglioso che noi ci viene messo a disposizione dalla natura, un po' per depurarci. La frutta che ti ho descritto rientra un po' nella frutta secca e nella frutta fresca. Cosa consigli? Come consigli di mangiarla, soprattutto ai bambini, alle persone diciamo che hanno bisogno di tenersi un po' su? Assolutamente importante, per esempio le noci, che hanno un apporto proteico e soprattutto degli antiossidanti molto interessanti, così come dicevo oggi volevamo parlare dei ceci, si allineano a quello che è il contenuto di proteine dei ceci, ma con le noci abbiamo anche delle sostanze, per esempio la niacina, che è una sostanza vasodilatatore, per cui diventa un precursore dell'ossido nitrico che praticamente dilata le arterie e fa circolare meglio il sangue. Per cui Ecco, diciamolo in parole povere, Pippo, perché io già con tutte queste parole tecniche un po' mi sono confusa. voglio dire, Allora, mangiare le noci fa bene, partiamo da questo presupposto, sì. e fa bene anche al buon umore perché sono buone. Se non puoi mangiare i dolci, possono sostituire un dolcetto, secondo me, durante la giornata, danno tanta energia e tra l'altro, come dicevi tu, quindi aiutano la circolazione sanguigna. Assolutamente sì, come un farmaco, praticamente è un vasodilatatore che funziona in modo naturale, per cui Evviva va la benissimo. natura! Viva la natura sul serio, perché poi se alla noce aggiungiamo per esempio l'arancia, con Sì. l'arancia abbiamo la vitamina C, con la vitamina C Fantastico. E allora guarda, dunque, facciamo degli accoppiamenti, quindi noci con arance. ecco, allora una bella spremuta d'arancia al mattino Ecco, e poi delle noci e perché no dei cereali, una fetta di pane con le confetture di frutta è già ben servita, una colazione eccellente, piena di fantastico. energia, piena di antiossidanti e soprattutto dà una bella spinta a chi dovrà affrontare la giornata. Oggi, per esempio, molti ragazzi che vanno a scuola facendo una colazione importante aumenta il livello di attenzione rispetto a chi non facendo colazione va in crisi ipoglicemica, per cui Certo. giustamente arriva a scuola e già è svogliato perché non ha l'energia, non perché non ha la volontà. Ecco, molto Quindi questo può spesso essere che se noi facessimo un'indagine tra, tra i ragazzi che vanno a scuola, magari quelli più bravi sono proprio quelli che fanno colazione a casa, perché quelli che assolutamente dicono sì. non avevo voglia di andare a scuola quando ero ragazzo, ci andavo in modo svogliato e magari se facciamo una combinazione erano quelli che non facevano una buona colazione a scuola, chi lo sa. Assolutamente sì, sono disponibile a fare questa ricerca anch'io. In ogni Queste caso ti ricerche, posso dire, infatti. dopo 43 anni di insegnamento, perché io ho insegnato per 42 anni a scuola, in pratica ti devo dire che la mattina i ragazzi che non facevano colazione appunto non avevano voglia di fare attività e soprattutto erano sempre distratti dall'odore che emanava il panino preparato dentro lo zaino e erano pronti a saltare tutte le lezioni per arrivare all'ora Per della arrivare alla ricreazione. ricreazione. Fantastico. Senti Pippo, io ti volevo fare una provocazione. Allora, io stamattina con un giorno di anticipo, non so se durante la lettura di Damiano abbiamo detto ai bambini che ci stanno seguendo che quando eravamo piccoli ricevevamo dei cesti upanaro pieno di doni. Ecco, io oggi ho formato il classico panaro che serve proprio a contenere anche il pane, con dei pani meravigliosi che vengono prodotti proprio qui a Palazzolo. Noi durante la nostra telefonata tu mi dicevi proprio dove posso venire a prendere della buona farina.
io oltre a suggerire ai nostri amici di Io Compro Siciliano Chef anche di visitare il marketplace di Io Compro Siciliano, in cui trovate veramente degli ottimi prodotti come pasta, farina, ma anche olio, conserve e confetture di vario genere. Io oggi sono andata dal mio amico Salvo Rubino, che qui a Palazzolo ha un panificio e che insomma mi ha dato tanti pani da mostrare ai nostri amici di Io Compro Siciliano Chef. Intanto quindi ringrazio Salvo anche per la sua mission, perché lui produce del pane con i grani Blei, quindi con delle farine locali, e mi ha regalato tanti tipi di pane. Questo per esempio è un pane di Maiorca realizzato proprio con le noci di Palazzolo, quindi sarebbe ottimo per diciamo sia una merenda che per fare colazione, perché unisce insieme il pane di farine locali e quindi di grani Blei con le noci di Palazzolo, penso, no? È un'ottima combinazione. Pensa che quando noi parliamo di legumi, molto spesso dentro nei legumi vengono demonizzate giustamente una componente che si chiama antinutriente, perché Sì. in pratica sono i fitati, cosiddetti fitati, hanno un nome e cognome, però nella preparazione del pane con il lievito madre, la lievitazione che avviene nell'arco temporale di 15-16 ore, si sviluppa un enzima che si chiama fitasi. Questo enzima interdisce ai fitati di creare danno metabolico, perché qual è il problema dei fitati? Che inibiscono il metabolismo del calcio e del ferro. Per cui arriva questa bella fetta di pane e dice ai fitati: lassa l'osso, nel senso che l'osso io lo faccio digerire grazie alla fitasi che ho sviluppato con questo procedimento di preparazione. Per cui recuperare questi valori, cara Alessia, significa mettere più a disposizione il nostro tempo per la preparazione del cibo, che diventa uno strumento di prevenzione di quelle che È vero. una patologia oggi generale che si chiama malnutrizione, ossia noi mangiamo Guarda, troppo. oggi tu sei qua in mia compagnia anche per questo, perché sai, io ho questo piccolo spazio all'interno di Io Compro Siciliano e sono grata di poterlo avere, perché la mia mission di vita è appunto quello di far conoscere i prodotti siciliani e i prodotti locali, non solo a chi mi sta vicino e quindi ai miei amici, ai miei parenti, ma anche ad un pubblico straniero che purtroppo, diciamo, non vivendo magari in grandi città, non ha la possibilità di reperire del cibo e degli ingredienti che sono freschi e locali. Io poi qui ho anche degli altri prodotti che ti volevo mostrare, perché so che appunto tu ami particolarmente. Guarda, questi sono i due pani di casa che hanno proprio la forma tipica del pane di casa degli Iblei, che viene prodotto sempre con lievito madre, la farina di grano duro siciliano. Questi invece sono dei filoncini a base di farina di russello, sempre con lievito madre, che ormai qui a Palazzolo vengono consumati proprio regolarmente. Qui invece ho un pane che è un mix di grani Blei. Abbiamo della farina di perciasacchi, di russello, di grano tenero, Maiorca, acqua, lievito naturale e sale. Quindi poi vedi già anche nei panifici questo pane viene direttamente affettato, pronto per essere consumato al momento, sia per la merenda dei nostri ragazzi che anche per il nostro pranzo. O io oggi utilizzerò questo pane appunto per fare dei crostoni da abbinare alla nostra zuppa di ceci. Vengono prodotti anche dei biscotti con questi tipi di farine. Io adesso qui il mio amico Salvo Rubino mi ha regalato dei biscotti con semola integrale di farina
farina di russello, zucchero di canna, latte, uova e scorza di limone e arancia. Devono essere, guarda, buonissimi e non vedo l'ora di assaggiarli. Però io oltre, diciamo, al pane ho trovato nel marketplace di Io Compro Siciliano anche una birra artigianale che viene prodotta proprio con con il luppolo di Tumminia, e quindi con il frumento di Tumminia, quindi con malto d'orzo, malto di frumento e frumento di Tumminia. E quindi ci sono anche altri prodotti che possono essere trovati ormai nella commercializzazione con queste farine tipiche. Senti, che ne pensi? Che mentre tu mi dici come noi possiamo abbinare quindi in modo corretto la zuppa di ceci, io comincio nella preparazione, perché si è fatta una certa. Che ne pensi? Assolutamente, certo. Bene, e Allora, allora io intanto comincio la mia preparazione, quindi ricordavo a tutti voi che io ho messo prima a mollo i nostri ceci in acqua per una nottata, poi li ho messi a cucinare, adesso si sono intiepiditi perché io, avendo 2 bambini a casa, loro non amano molto, diciamo, questi pezzettoni di verdura, e allora io li frullo così poi loro non vedono la verdura ma vedono solo i ceci che adorano, e poi mischierò di nuovo le verdure nella mia zuppa di ceci e poi aggiungeremo qualcos'altro. Pensi che sia un buon stratagemma per far mangiare le verdure e i legumi anche ai bambini? assolutamente sì, perché praticamente la tecnica di frullarli in realtà mette anche in moto un sistema di digeribilità maggiore, per Sì, cui si frantumano le componenti fibrose e dunque viene favorita la digestione e l'assimilazione, diciamo, di queste sostanze. Pertanto va benissimo, e poi soprattutto i ragazzini amano le cose colorate, per cui se il colore della minestra diventa accattivante, a maggior ragione la è vero, gradiscono. Il fatto è che vero. adesso, insieme alla zuppa che hai preparato ottimamente con le metodiche giuste, perché il fatto di tenere a mollo il legume significa che vengono eliminate tutte quelle sostanze chimiche dannose per chi mangia il legume senza cucinato. E dunque, per esempio, gli animali, quando mangiano il legume difende se stessa da questi predatori perché ha delle sostanze in qualche modo dannose. Cucinandolo, queste sostanze invece vengono assolutamente Eliminate. eliminate. Ho E dunque capito. va E allora benissimo ti per... chiedo un secondo quanto aziona il frullatore, perché altrimenti io non ti sento e non posso stare Sì, insieme a te. Un secondo, eh? prego. Ok, Benissimo. Ti dicevo dunque che i ceci in particolare, visto che hanno una componente anche importante di sali minerali, di vitamine, sono eccezionali anche per gli sportivi. Molto sì, spesso gli sportivi, per esempio, commettono alcuni errori perché non conoscono il valore nutrizionale degli alimenti tipici siciliani, in particolare siciliani, ma in generale quelle legate alla dieta mediterranea. In pratica ti posso assicurare che un'alimentazione che passa attraverso un consumo consapevole, che è quello che è il nostro obiettivo, informare le persone per conoscere i cibi e avere poi la possibilità di scegliere in modo consapevole. Aggiungo io, grazie alla tua capacità di mettere assieme i prodotti in pentola e la sì. conoscenza scientifica, magari le persone da ora si possono incominciare a chiedere che destino avranno questi alimenti quando io li mangerò. Ecco, questa È vero. sarebbe una curiosità interessante da soddisfare. E come, come ti dicevo, Senti, Pippo, dunque, eh? io ho rimesso a riscaldare la mia zuppa, però volevo avere da te un chiarimento. Sì, Noi abbiamo detto nel mio post, per vivere più a lungo dobbiamo mangiare la metà,
camminare il doppio e amare senza misura. Quindi questo, diciamo, potrebbe essere il tris perfetto per la nostra vita. Per mangiare la metà e quindi mangiare in modo corretto i nostri ceci stamattina, a cosa posso abbinarli? È uguale abbinarli ad una buona porzione di pasta di grani siciliani, o mangiarli con dei buoni crostoni, perché per esempio io amo di più diciamo mangiare i legumi con il pane piuttosto che con la pasta. Tu cosa mi suggerisci? Sì, in realtà diciamo questa è una questione di gusti personali, però per quanto riguarda il processo di assimilazione che riguarda tutta la popolazione, diciamo che il carboidrato completa la carenza di alcuni amminoacidi che hanno i legumi, e i legumi a loro volta completano la carenza di alcuni amminoacidi che hanno i cereali. Per cui il mix pasta e legumi è la cosiddetta, una volta si diceva, la bistecca dei poveri, È vero. perché diventano assieme un mix di amminoacidi completi per soddisfare il fabbisogno costruttivo plastico del nostro organismo. Per cui quando noi mangiamo 50 grammi di cece pro capite, con 40-60 grammi di carboidrati, sia essa pasta o pane, praticamente non facciamo altro che mettere un mix di elementi che a loro volta concorrono per reintegrare l'energia dell'atleta o della persona sedentaria che si accosta, diciamo, a quel camminare il doppio, per mettere appunto in moto questo processo di assimilazione che viene mediato grazie ai carboidrati. Per cui le proteine entrano e diventano costruttive grazie ai carboidrati, alla presenza dei carboidrati. E allora senti, dato che io ho qui della pasta di grano integrale, grano duro integrale, o della calamarata, però qui leggo che i tempi di cottura sono circa di 12-13 minuti, che io non ho per la preparazione della pasta, metto a bruschettare delle fettine di pane, proprio questo realizzato con i grani Blay di Perciasacchi, Russello e Maiorca. Cosa ne pensi? Perfettissimo, questo è il modo più opportuno giusto perché hai poco tempo, ma in ogni caso sarebbe anche da utilizzare quando si decide di preparare una bella zuppa di legumi, associare dei crostoni di pane, soprattutto se è un pane con una tracciabilità particolare, la farina pulita, la farina che viene il grano che viene molito a pietra, e dunque parliamo di farina integrale. Guarda, io ti volevo pure fare notare, allora il profumo di questo pane è pazzesco, ma ti volevo fare proprio notare anche come si è sviluppato all'interno, come ha lievitato grazie al lievito madre, e quindi è proprio la testimonianza che questo pane è fatto come si faceva veramente una volta, con l'utilizzazione di grani siciliani, quindi grani autoctoni che cambiano a secondo della zona dove ci troviamo in Sicilia, e il profumo, guarda, è veramente strepitoso, non vedo l'ora di fartelo assaggiare, quindi vienimi a trovare presto. Io so quindi per impiattare la mia zuppa non appena i miei crostoni saranno pronti. Senti, ma io spesso per la scuola, per i miei figli, do queste fettine di pane condite con il classico sale, olio e origano. Come valori nutrizionali sono adatte queste fettine composte in questo modo per i ragazzi a scuola, o tu suggerisci di aggiungere comunque sempre della marmellata? No, diciamo che l'olio d'oliva extravergine già di suo ha dei nutrienti interessanti che favoriscono tutta una serie di processi tipo antiossidanti e antinfiammatori. Se a questo ci aggiungi anche
l'origano, a maggior ragione l'origano con un principio attivo che contiene, che è il beta-cariofillene, mette in moto questo processo di creare quei presupposti antinfiammatori, e nello stesso tempo i ragazzi si nutrono con dei carboidrati al lento rilascio, che significa che non hanno dei picchi glicemici, per cui non viene fame subito dopo, ma dopo qualche ora. Perché io parlo di antiossidante, come per dire, di antinfiammatorio? Perché in realtà diciamo, generalmente le scelte che si fanno oggi, perché da un lato non c'è tempo di cucinare, eccetera, perché si preferisce un cibo veloce da acquistare e consumare, molto spesso noi andiamo a ingerire delle sostanze che diventano pro-infiammatori. Sì. Invece la natura, proprio la nostra dieta mediterranea, famosa dieta mediterranea, ci fornisce proprio un mix di sostanze antinfiammatorie che dunque preservano di eventuali attacchi di sostanze infiammatorie generali. Ecco, per cui già noi abbiamo una protezione. Ecco perché è importante la merenda fatta con il pane, con lo zucchero eventualmente, con un po' di limone, o la variante salata potrebbe essere origano, pomodoro secco per esempio, con l'olio d'oliva, ed è eccezionale. Perfetto. Senti, allora io ho la mia zuppa pronta. Credo che questi siano 50 grammi di ceci con una buona porzione di brodo e quindi di verdure miscelate. Adesso, dato che diciamo stiamo parlando di olio di oliva, aggiungo un po' di olio di oliva, un bel cucchiaio abbondante. Sì. Un bel cucchiaio abbondante di olio di oliva, perché io lo adoro anche oltre a produrlo, e quindi sono sicura della sua provenienza, ma per chi non lo fosse, ecco, acquistate sempre olio di oliva siciliano, che i nostri produttori sono veramente tra i migliori al mondo, e poi aggiungo quindi circa 50 grammi di pane bruschettato in questo modo. È il nostro piatto di oggi, semplice, gustoso e pronto. È nutriente. È nutriente, anche importante per depurare il nostro fisico e aiutarci ad affrontare questa nuova stagione invernale. Assolutamente sì. Perfetto. Un ottimo mix, brava, complimenti. Grazie Pippo, tu lo sai che io amo cucinare le verdure, amo cucinare i legumi, è ovvio che amo anche i piatti più ricchi e più gustosi di questo, però diciamo che questo rientra tra i miei piatti preferiti da consumare durante la settimana, e spero di aver invogliato anche i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef a mangiare più legumi e più verdure, soprattutto più verdure stagionali e anche selvatiche, che hanno moltissimi valori nutrizionali. Pippo, io ti ringrazio per essere stato con me. Hai un altro ultimo suggerimento da dare ai nostri amici di Io Compro Siciliano Chef? Sì, a proposito dell'olio, che è ottimo olio siciliano, non ci dimentichiamo che l'olio meridionale in generale è tutto buono, anche nel resto d'Italia, non dobbiamo essere. Però quando parliamo di olio non ci scordiamo che la Food and Drug Administration, che è l'organizzazione mondiale della sanità, raccomanda un consumo pro capite massimo 25-30 grammi al giorno. Per cui, perché altrimenti rischiamo di assimilare troppi trigliceridi, perché nell'olio quindi detti in porzioni da cucchiaio? Un cucchiaio che hai in mano tu sono 10 grammi. Per cui 10 grammi, quindi praticamente io ho usato già un terzo della porzione dell'olio che dobbiamo utilizzare durante la giornata. Esattamente. Siccome poi c'è quello del contorno, c'è quello dell'eventuale pasta o insalate o qualcos'altro, allora 30 grammi al giorno vanno benissimo.
E quindi suggeriamo di stare attenti a consumare 3 cucchiai d'olio, che così abbiamo una porzione ben precisa e sappiamo quanta ne dobbiamo assimilare durante la giornata. Pippo, io ti ringrazio e ti auguro un felice weekend. Mi trovi sempre qui, quindi quando vuoi venire a parlare e a consigliarci sulla nostra alimentazione, io sono felice di ospitarti anche con nuove ricette. Ti abbraccio. Un bacione e a prestissimo. Grazie anche a te, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao Pippo, grazie. Cari amici di Io Compro Siciliano, oggi la puntata è stata un po' più lunga, però pensavo che fosse doveroso anche descrivere un po' il weekend che stiamo per vivere, e quindi con la festività di tutti i santi e dei morti, che qui in Sicilia veramente risale a tantissimi anni fa. Io abbraccio tutti voi con grande affetto, saluto anche i nostri amici che in questo periodo stanno ricoverati in ospedale per vari motivi. Io vi abbraccio e vi bacio, vorrei dire i vostri nomi, però per il rispetto della vostra privacy non lo faccio. Vi voglio bene e vi penso, quindi vi auguro un felice weekend. Noi ci vediamo qui sabato prossimo con nuove ricette e nuovi ospiti. Ciao a tutti e un bacione dalla vostra Alessia Smile and Food.